Chloe, il professore di fisica dell'Istituto Superiore Scarpa Mattei di Sandona, ha presentato ricorso con l'avvocato veneziano Vorano al Tribunale del Lavoro perché venga annullata la sanzione di 3 giorni di sospensione dall'insegnamento, decisa nel febbraio scorso nei suoi confronti al termine di un'ispezione. Chiede inoltre un risarcimento di 10.000 euro al Ministero dell'Istruzione per i danni subiti a causa della sanzione. Il presidente del Tribunale del Lavoro, Luigi Perina, ha già fissato l'udienza per il mese di giugno. Questa è la replica dell'assessore all'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzana, che aveva chiesto l'invio degli ispettori. Che è un atteggiamento diseducativo, che questo professore che mette in discussione una sanzione dà dei messaggi ancora più devastanti ai propri studenti. È come se uno studente, quando verrà riconosciuto colpevole di qualsiasi cosa e magari avrà un'analoga sanzione, facesse ricorso. È la cultura del ricorso continuo che delegittima le istituzioni. Per quanto riguarda il danno, Chloe sostiene di aver subito una discriminazione e la punizione è arrivata in ragione del proprio essere e non della sua condotta. Ma per carità, si è presentato una mattina questo professore che dovrebbe essere un docente, dovrebbe avere un alto senso del rispetto, delle regole, del comportamento. Ricordiamo che un insegnante è un esempio per i propri studenti. Si è presentato una mattina travestito da donna. Ora, non ha niente a che fare con la sua sfera intima e le sue abitudini sessuali, che sono un fatto privato, riservato. Allora, o questo docente decide di fare un percorso che pure è presente oggi anche nel cambio del proprio sesso biologico, oppure è semplicemente un travestito a scuola.